1.706 € è la somma che il comune di Favara dovrà sborsare in soli 2 giorni per risarcire 8 dei tanti automobilisti che per colpa delle buche stradali hanno avuto danni alle proprie autovetture. Il dato è riferito unicamente alle determine in liquidazione pubblicate negli ultimi 2 giorni sull'albo pretorio online del comune. Non osiamo immaginare l'importo elargito nel corso di un anno. Tra quelle messe in liquidazione anche quella spettante a un consigliere comunale che, da automobilista, si è accorto sicuramente del pessimo stato della rete stradale urbana. Le 8 determine sono la minima parte delle tante richieste di risarcimento danni che, a causa dell'assenza di una polizza assicurativa, il comune di Favara paga con soldi propri. Soldi che spettano di diritto ai cittadini ma che probabilmente con un'accorata politica di manutenzione stradale porterebbe l'ente a un notevole risparmio economico. E fortunatamente ad oggi non si sono registrati eventi particolarmente rilevanti. Visti i tanti risarcimenti elargiti, sarebbe opportuno utilizzare gli stessi importi per chiudere definitivamente le buche facendo un risparmio di cassa. Altri cittadini non ne esigerebbero sempre per le stesse buche i danni e, considerato il rischio dissesto dell'ente, non sarebbe cosa di poco conto.